Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura il meteo, diramata per domani in tutta la Sicilia un'allerta arancione e gialla. A partire dalla tarda serata di oggi e fino a tutta la giornata di domani un ciclone mediterraneo si formerà al sud, mettendo in ginocchio anche la nostra isola. Diversi comuni che hanno deciso di correre ai ripari e chiudere le scuole. L'elenco completo lo trovate sul nostro sito. E passiamo alla cronaca. Un incidente stradale si è verificato stamattina a Palermo nei pressi del carcere del Lucciardone. A scontrarsi frontalmente una Fiat 600 e una Mercedes, il bilancio di 2 feriti. Il datore di lavoro è tenuto a riscuotere le quote associative sindacali del lavoratore. Nel caso in cui non lo facesse, il suo sarebbe classificato come comportamento antisindacale. È quanto è stato stabilito dalla sezione lavoro della Corte di Appello di Messina. Nuovo tratto autostradale sulla Siracusa-Gela che sarà presto percorribile fino all'uscita Ispica-Pozzallo-Modica. I lavori allo svincolo di Rosolini erano ripresi lo scorso 4 settembre. Il tratto sarà inaugurato invece giovedì 7 dicembre alle 12. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.neusicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.